Stasera parliamo dell'argomento più bello del mondo, perché insomma, di seduzione. Prego. Sei fatta nata, quelle che hai fatto a me, sono da messa accesa, e vuoi sapere perché con questa terra, femmina come te, non c'è una storia nuova, onesta come me, femmina, tu sei una femmina, i suoi occhi fatte chiacchiere, lacrime infamita, femmina, se tu veggi la vivrai. È un libro che nasce da una situazione seduttiva alla tavola, nasce dal vino, nasce dal mangiare insieme, un gruppo di amici, eravamo io, mia moglie, Clotilde Matera, c'è Enzo Catalano che stasera purtroppo abita fuori Roma, non è potuto arrivare, e la quarta persona è Mavin Masserotti. Eravamo a tavola, vecchi amici, tra l'altro amici insomma, di più di 50 anni, Enzo Catalano conosco al 58, Mavin la conoscevo al 60, insomma una storia straordinariamente bella dal punto di vista dell'amicizia. E a tavola nascono un sacco di cose, nascono discorsi, confidenze, la tavola aiuta, il vino, tutti amanti del vino ovviamente, e nasce la voglia di raccontare. È inevitabile che tra questi racconti spesso ci sono quelli più stuzzicanti, vecchie storie d'amore, qualche storia erotica, sessuale, vecchi amici non è che c'è il problema della confidenza. E quindi nasce questa idea di fare insieme un libro sulla seduzione, era roba di 4 anni fa. Come, dico, ne parliamo, facciamo, che ne so, un libro a tema, parliamo, ci scambiamo mail, volevo fare una specie di dibattito, invece qualcuno ha detto ma no, scriviamo dei racconti, cioè ognuno scrive un racconto parlando della seduzione, quindi un'esperienza che può essere personale, come inventata, ma comunque insomma ognuno con la sua seduzione. E così è nato questo libro, e questo lo dico anche perché il libro, poi lo vedrete, è dedicato appunto a questa mia amica Mavin Masserotti, perché improvvisamente un anno fa è scomparsa. E nel momento in cui è scomparsa, siccome il progetto si era fermato, come sempre succede, perché magari mancano gli autori, poi insomma uno c'ha un sacco di cose da fare, e quindi non era andare avanti. Con la morte della mia amica io ho pensato di chiuderlo questo progetto, nato insieme, ma soprattutto perché volevo pubblicare il suo di racconto, perché lei nel frattempo, in questi 4 anni, prima di morire, aveva pubblicato 4 libri e quindi aveva dato al pubblico tutta la sua produzione praticamente, anzi facendo anche un ultimo romanzo straordinariamente bello che io considero il suo testamento non solo letterario. E quindi il libro nasce con una dedica mutilata, è a Mavin Masserotti, ci tenevo a dirvelo, ma il suo racconto non c'è. Qual è l'idea di questo libro? È raccontare le tante facce della seduzione. Ma la femmina, questo che siamo nel clou, no? Della seduzione, della donna che seduce, che ammalia, della vamp, della donna che ti porta al peccato. Tutto naturalmente parte da Eva. Se non ci fosse stata la Vergine Maria che doveva riparare all'errore della Eva, perché sostanzialmente è questa la storia, Eva ci dà una faccia della femminilità, e questa faccia della femminilità diventa peccato per la Chiesa, e quindi la Vergine Maria a che cosa serve? Serve proprio a questo, non voglio essere blasfemo, ma è un po' come dire che in ogni donna c'è un po' Eva e un po' la Vergine Maria, è un po' il fascino della donna, è il doppio che poi è doppio lei ed è il doppio nostro, perché sostanzialmente poi la seduzione nasce da questo doppio che ci hanno diviso.